Subito. Buonasera a tutti, anche se ci siamo salutati arrivando e poi abbiamo approfittato anche del break. Devo dire che ringrazio il signor Giannelli per l'incitamento che vi ha rivolto, perché è stato molto efficace, non posso che associarmi a quello che ha detto, e in questo senso voglio ringraziare innanzitutto proprio l'organizzazione sindacale Bravi, ma direi per il grande senso di responsabilità proprio tutte le nostre organizzazioni sindacali che in questo periodo, diciamo, no, i 6 mesi che hanno preceduto in qualche modo l'assemblea, è stato particolarmente complesso, e proprio le organizzazioni sindacali hanno contribuito con un pronunciamento, direi, no, ecco, molto chiaro e molto forte ad incoraggiare anche i dubbiosi sul fatto che probabilmente la volontà manifestata peraltro dai soci del Consiglio di amministrazione di continuare con una strada che finora è stata una strada positiva, insomma quella del mantenimento dell'indipendenza per quanto possibile e dell'autonomia, no, possa proseguire con il buon auspicio di tutti. Detto questo, anch'io devo portare dei ringraziamenti, i saluti, in particolare quelli del Presidente e del Direttore Generale, che oggi sono impegnati a Bari con un gruppo di colleghi e che non sono qui, però ecco, ripeto, ringraziano dell'invito che hanno ricevuto e formulano ovviamente gli auguri perché questo congresso possa davvero essere fruttuoso per i partecipanti, ma anche per la prosecuzione, diciamo, di relazioni sindacali che, come in tutte le famiglie, hanno anche dei momenti di tensione, ne abbiamo avuti anche noi per il passato, però devo dire sempre all'insegna di un confronto che non ha mai superato non solo i limiti della buona educazione, ma anche proprio quella correttezza e quella onestà intellettuale a cui io credo e a cui credo dobbiamo ispirarci nelle nostre modalità anche di guardare al futuro. Certamente si sta vivendo, direi per il mondo bancario nella sua interezza, un momento assolutamente particolare, diciamo, no? Ricordava Giannelli, il 28 c'è la presentazione della nostra piattaforma, insomma io ascoltando un po' quello che si dice in ABI, in CASLI in particolare, confermo che c'è anche della preoccupazione, dell'attesa, probabilmente anche qui ci sono dei cambi in corso, si tratta un po' di vedere. Poi le posizioni forse non sono così diverse tra grandi e piccoli forse all'interno di ABI, ma come qualcuno ha sottolineato, dice tutti leoni in ABI, tutti pecore a casa propria, no? Perché poi molto spesso, no, quando sei in associazione, no, è tutto facile, no? Poi in realtà uno dice ma a casa mia mi conviene o non mi conviene fare il braccio di ferro? Ci sono delle situazioni che sono molto particolari, insomma, no? Ecco, e quindi credo che si stia faticosamente cercando, sia da parte di ABI ma anche da parte delle organizzazioni sindacali, una modalità per affrontare un futuro che sarà sicuramente un po' diverso dal passato. Io non credo siano possibili ritorni a situazioni che abbiamo già visto. Stiamo un po' a vedere che cosa succederà. Leggevo ieri, ne parlavo con qualcuno di voi al caffè, no? I risultati delle trimestrali. No? I trimestrali tra l'altro sono risultati molto primaverili in genere, no? Ecco, il primo trimestre dell'anno porta sempre le rondini, la primavera, eccetera. In realtà sono caratterizzati, almeno quelli che sono stati pubblicati, no? Da utili che derivano in particolar modo dalla dismissione di titoli, no? Quindi c'è una qualche scadenza tecnica, diciamo, che ha favorito questo. Bisogna vedere come si procede. Quello che preoccupa un pochino di più è ancora una volta l'andamento diciamo dei crediti deteriorati, che non accenna in qualche modo a diminuire, attestandosi su livelli fisiologici di deterioramento che ormai accompagnano più o meno tutte le banche da qualche anno e che indicano che non si è ancora fuori. È più vero che le banche entrano in crisi un po' dopo delle altre aziende e forse ne escono un po' più tardi, no? Ecco, c'è una sfasatura in qualche modo temporale, no? Nel recepire
delle inversioni o dei cambiamenti di rotta del mercato. Speriamo che sia solo un problema, chiamiamolo di ritardo un po' fisiologico, e che presto possiamo vedere delle cose nuove. In generale io penso che per quanto ci riguarda, no, visto che questo poi è il congresso, no, della Fabi di Veneto Banca, ecco, bisogna dare atto a questa organizzazione di essere davvero cresciuta all'interno del gruppo. Anche per quanto riguarda le relazioni sindacali, chi è da più tempo, voglio dire, no, ma ci sono anche tante persone nuove, è stato compiuto secondo me un percorso di crescita nella qualità della relazione, nella modalità di confronto, e direi anche, tornando al tema un po' di un bilancio anche qui, di una rendicontazione di tante cose che si sono fatte, diciamo, ai tavoli sindacali, e che forse qualche volta si rischia anche di non valutare nella giusta importanza, no? Sia per chi ci lavora, quindi le delegazioni, sia per i colleghi, no? Cioè, quando le cose sono acquisite diventano tutte facili, tutte semplici, anzi era sempre facile farle meglio, eccetera. No, ecco, i percorsi in realtà sono molto impegnativi, perché ci sono oggettivamente oggi dei vincoli. Io lo dico anche al tavolo: fare anche il sindacalista oggi non è mai stato un mestiere facile, però oggi è un mestiere oggettivamente più complicato che in passato, no? Io guardo parola perché non siamo molto lontani poi come età, e abbiamo conosciuto altre stagioni, no, di confronti, no? Dove effettivamente era delicato intervenire in qualche modo, no? Per cercare di distribuire equamente, per valorizzare alcune componenti, eccetera, no? Tante volte oggi ci si trova invece ad intervenire per limitare i danni, perché questa è un po' la situazione, o a cercare di valorizzare degli elementi di novità che possano in qualche modo compensare qualche altra cosa. Però, insomma, io sono invariabilmente ottimista, tendo a vedere il famoso bicchiere mezzo pieno, e quindi devo dire che sul tema dell'etica si è parlato, io poi con il dottor Achilli, insomma, ho una lunga conoscenza che viene anche dal passato, e ci siamo anche confrontati quando proprio stava scrivendo questo libro. Ecco, ritengo che sia importante avere un riferimento etico, perché altrimenti ne deriva si va verso una deriva opportunistica e si veste di etica qualsiasi cosa in qualche modo si ritenga. Allora, i valori assoluti, cioè l'assoluto non esiste, no? Ecco, è un po' un'utopia, però avere alcune chiare definizioni, alcune aspettative anche molto chiare rispetto a quello che si fa, credo che sia altrettanto doveroso, come anche il tema dell'assunzione della responsabilità a tutti i livelli. Sicuramente da parte dei banchieri, piccola parentesi, sembra diventato uno dei mestieri più pericolosi in questo momento, no? È quasi, diciamo, più semplice, cioè meno, come si può dire, no? Meno grave di conseguenze andare con la pistola in banca che dirigere una banca, visto anche oggi, no? Carige, Unifossai, qualche giorno fa Ubi, insomma vabbè, insomma, incrociamo le dita e speriamo bene, no? Ecco, il concetto della responsabilità però, ecco, è davvero da declinare secondo me nell'attività di ciascuno, e in questo senso, ripeto, anche le organizzazioni sindacali si sono assunte e si assumeranno, credo, la loro in questa fase anche difficile. Il tema della rendicontazione è un tema altrettanto importante, perché secondo me dà la misura di quello che si è fatto, no? Ecco, siamo tutti portati naturalmente a ricordare le cose belle che ci fanno piacere, dimenticarci di quelle, a rimuoverle, no? Anche psicologicamente rispetto al risultato del nostro lavoro, che invece richiede di essere rendicontato, confrontato, no? Sia rispetto agli obiettivi che ci diamo prima di raggiungerli, sia in termini anche comparativi. Poi sicuramente le organizzazioni, per queste le banche sono anche delle organizzazioni piuttosto complesse e sofisticate, no? Oggi si parla molto di lean organization, di organizzazione fluida, eccetera. Proprio in un altro convegno qualcuno diceva: ma cosa ne pensa lei dell'organizzazione fluida in banca? Insomma, no, tanto fluida non è, perché voglio dire, no, tra lacci, lacciuoli, regole e quant'altro, no, io la vedo poi dall'ambito, no, sono curiosissimo per esempio di leggere le nuove norme che sono uscite in questi giorni, no, da parte di Banca d'Italia sulla famigerata questione delle remunerazioni, no?
Ecco, è un esempio, no? Io mi sono letto qualche tempo fa gli indirizzi dell'ESMA, no? Proprio sul tema delle remunerazioni. Allora, anche i piani incentivanti anche sulle reti, eccetera, non devono essere legati al prodotto, non devono essere legati alla redditività, non devono essere troppo spinti, non devono. Arrivato alla pagina 20ª c'era un'affermazione molto simpatica che però mi ha indotto a mettere giù letteralmente il fascicolo. Non devono essere complicate le soluzioni proposte. Allora, a valle di 20 pagine di regole tassative e in generale che non si possono fare, ti dicono che alla fine no, devi avere, come si può dire, la capacità di risolvere il famoso nodo gordiano con un colpo di spada, no? Allora, va benissimo, probabilmente stiamo regolando una cosa che non diamo più, cioè gli incentivi, bene. Questo per dire che ci muoviamo anche in un contesto molto complicato anche esterno. Poi credo che siamo un po' accomunati in questo, tutti quelli che ci lavorano ci vedono nelle banche, dal fatto che diciamo che in quanto tale come settore non è mai stato amato. Allora, anche in questa fase difficile, anche quella contrattuale, io credo che non potremmo pensare ad aiuti anche solo di sostegno di moral suasion da parte del governo. Noi sappiamo poi che governo ci sarà, che cosa succederà, eccetera, ma è da escludere che da quella parte ci vengano degli esiti. Quindi dovremmo risolvercela un pochino da soli. L'opinione pubblica non ci è poi tanto favorevole, no? Non parliamo dei banchieri, ma anche dei bancari che vengono a torto a ragione ritenuti una specie di casta comunque che gode dei privilegi, tra l'altro di stabilità, eccetera. Quindi avremo una stagione, ripeto, di un confronto che non sarà facile, ma alla fine in qualche modo io credo che come sempre si riuscirà. Speriamo di uscirne con la migliore soddisfazione da entrambe, diciamo, da tutte le parti coinvolte, e speriamo soprattutto, in questo caso ritornando in azienda, che quanto il Consiglio di amministrazione rinnovato e diciamo le ipotesi oggi di intervento sia dal punto di vista del patrimonio sia dal punto di vista del piano industriale diano i loro effetti, e dando questi effetti ci consentano di rimanere in quella prospettiva dell'autonomia piuttosto che quella di un matrimonio forzato e magari gestito come un matrimonio riparatore. Siccome qui nessuno è rimasto inopinatamente incinta, forse è meglio così. Vi ringrazio dell'attenzione, auguro buon lavoro.